Ciao a tutti carissimi, siamo sabato 10 maggio e è il primo giorno di cielo sereno dopo penso 10 giorni quasi sempre perturbati e sono qui con Cristian che adesso vi mostrerò per salire appunto qui da Caltrano, intersecare tipo il Giro delle Maghe e arrivare a Bocchetta Pau a circa 1300 metri di quota. Quindi state con noi in questa lunga passeggiata e speriamo appunto in una parentesi di bel tempo. Fatto una piccola galleria, il nostro sentiero prosegue un po' meno in mezzo al bosco. Sì. Bella. Tanto ragazzi siamo arrivati poco sotto i 1000 metri, abbiamo fatto 670 metri, quasi 700 ormai in salita, 2 metri in discesa e adesso tra poco penso usciremo dal bosco perché vediamo appunto dei chiome diradarsi poco più su di qua e dopo panorama a 180 gradi verso la pianura. Ecco qua cari miei, siamo arrivati al bivio. Cristian mi ha fatto notare il cartello qua che il 681 deve essere quello che ho fatto un paio di anni fa e portato nel canale da Tese di Caltrano al Giro delle Maghe di Caltrano. Bellissimo ricordo tra l'altro. Che boscaglia. Altre 2 ore, 1 minuto, 6,1 km, 940 metri di salita e sempre 2 di discesa. Maga Sugno in arrivo. Alta via della Grande Guerra. Ecco qui allora, dopo 2 ore e un quarto di escursione, alle 11:20 precisamente abbiamo fatto il pit stop, diciamo. Adesso penso andremo a fare una breve tappa, anzi senza penso, andremo a fare una breve tappa lì alla croce di Monte Sugno e dopo riprenderemo per approdare nel Giro delle Maghe di Caltrano, appunto. Idea mia dell'ultimo momento che Cristian ha colto con favore è fare tutto il Giro delle Maghe per intero, dopo scendere dal sentiero che aveva scelto lui prima di partire, quindi uniamo 2 tappe in un'unica escursione. Ecco qua, arrivati alla croce. Panchina solita, panorama che lascia poco spazio all'immaginazione, a parte un po' qui verso sud. Ecco qua la croce di Monte Sugno, Cristian. Eccoci qua. Arrivati. Ecco allora intanto vi abbiamo portato nella strada asfaltata al Giro delle Maghe, caro Cristian. Siamo arrivati. Adesso in senso antiorario arriveremo appunto verso Maga Foraoro, Maga Serona e dopo su verso Maga Fondi e Rifugio Bar Alpino. Guardate che bel tempo verso la pianura e la pedemontana. Cristian ammira con tanta bellezza quello panoramica. Che si può vedere. Direi quasi tutto l'indispensabile, tutto sommato.
Allora qui operiamo una veloce deviazione che Christian mi ha detto che appunto avevano installato una nuova grande panchina dopo quella di Cima Ecar. Allora andiamo a provarla subito. Andiamo. E appunto sì, la Maiga Fora Oro sopra qua. Scalini. Sì. Oh, guarda, se la gente ci cammina sopra proprio le scarpe. Ecco, breve visita fulminea alle panchine. Meglio tornare sulla retta via. Maiga Fora Oro quando si sale dalle tagliafuoco. Qui davanti a noi abbiamo Maiga Serona. Sempre bello comunque tornare al Giro delle Maighe perché mi ricorda molto, mi rievoca le primissime escursioni fatte appunto partendo da questa zona. Guardate lì intanto Maiga Fondi. Allora intanto siamo arrivati al passo della Pianeta, appunto vedete 1397 metri. Qua sul sentiero 685 indicazioni per Monte Fora Oro. Se no intanto ci facciamo un'altra piccola pausa. Barretta da chilo, Cristian. E mentre abbiamo raggiunto le 4 ore e 3 minuti di escursione, 14,6 km. Ecco, vedete, arrivati a casa Lovarese, perché è un ex Maiga. Mentre io e Christian abbiamo, anzi Christian precisamente ha optato per andare a bere qualcosa di caldo al bar alpino. Ottima idea. Rifugio bar alpino. Di tutte le volte che sono passato per di qua, questa sarà la prima volta che entro al bar alpino. 10 gradi, 11. Si sente, sì. 11. Guardate lì in mortale un attimo il rifugio alpino per voi. È bello, ovviamente tutto caratteristico in legno. Marrone. Guardate, super stufa non in funzione. Dopo, tutto ovviamente in legno. Bravo! Ecco ragazzi, sono arrivati i gnocchi alla rappa rossa. Oh Cristian, buon appetito. Rappa rossa, ricotta affumicata e burro. Ecco cari miei, salutiamo il bar alpino. Bene, cambio videocamera, uso il telefono adesso perché la Insta è batteria scarica, sole. Sì. Tanto ragazzi, Maiga Cariola. Ultima Maiga prima della nostra dipartita dal Giro delle Maighe, Maiga Pau. In vista vediamo il capitello di Bocchetta Pau, dove da poi ci tufferemo a capofitto verso la discesa. Che bestia questo camion. Ciao. Ciao. Bravo ragazzo, il ciclista qua. E tu fatto questo? No. Un anello. Sì, qua abbiamo sì che Ah, per dal parcheggi. Turcio. Turcio, Montecorno. Questo tratto qua sì. E dopo il Giro delle Maighe e
Caberlaba, mamma mia che lungo. È 30 rotti chilometri, Ah, 31. 31 chilometri. E adesso Christian dice che prenderemo il 661 per Caltrano, giustamente, visto che abbiamo la macchina al cimitero. A fare da barricata e venire qua. C'è. Segna su. Saremo arrivati 5 stelle. Stupenda Valle dell'Astico. Prima fuori non te vedi mia, però. No. Vedi a croce del Sumatra. Ho fatto un bel girato. Guardate che bellezza qua ragazzi, le montagne qui davanti con le parti verticali così incredibili, oh. Mamma mia. Mamma mia che bellezza, oh. Ah, un capitello. Bello. Raggiunge con fai. Spostazione proprio. Qui davanti vedete in piccolissimo la croce di Monte Sunio dove eravamo stamattina. Ragazzi, cosa? Invaso antincendio. Eccolo lì, ragazzi siamo arrivati all'abbeveratoio che vedevamo prima della croce del Sunio, eccolo qua. Mm. Le mappe. Ecco qui siamo all'inizio, cioè alla fine per noi, del 671, non 661 come avevo detto prima. Ah, e vedete qua, sì, non avevo neanche visto. Ancora 671 con indicazione Pau. Intanto bosco didattico. Sì, vediamo. Ah sì. Allora ragazzi, intanto siamo arrivati. Allora ragazzi, mentre Christian finisce tutto di prepararsi, siamo arrivati appunto alla macchina. Ho appena guardato i dati clamorosi dell'escursione di oggi, vediamo se me li ricordo tutti. Allora, 25, si sente che c'è il costo proprio qua davanti. 25,5 km di escursione. 5 ore e 55, una sagra del 5. 5 ore e 55.
Vai a casa nel video. 5 ore e 55 di tempo in movimento e 1362 metri di dislivello sia in discesa sia in salita. Cristian, Ciao. tantissima roba. Tantissima roba. Mamma, che escursione epica ragazzi, veramente è Pronti una... per cima d'asta. Mamma mia, mamma mia, dislivello veramente degno di nota, come anche la lunghezza. Ecco, quindi qui da Caltrano vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Linea a striscia. Cazzo le scale.